Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo, alcune ci riportano indietro e si chiamano ricordi, alcune ci portano in avanti e si chiamano sogni. Devi pensare che puoi vincere, devi sapere che puoi vincere, devi sentire che puoi vincere. Gara 3, playoff Serie C2 Veneto, Palla Fogazzaro di Trissino, benvenuti sul nostro canale YouTube. Squadra di casa in maglia bianca alla sinistra dei vostri teleschermi è il Futsal Trissino, alla destra i nostri ospiti di questa sera ed è il Futsal Mirano Calcio a 5, benvenuti! Andiamo a leggervi quelle che sono le formazioni, ma prima ci presentiamo alla primo microfono il vostro Giulione, mentre alla regia e all'altro microfono il nostro Stefano. Ciao Stefano! Buonasera a tutti, ben collegati. Eccoci qua, siamo pronti per raccontarvi quella che è la gara 3 di questi playoff. Chi vince va su. Gli arbitri dell'incontro sono il primo arbitro Filippo Tagliapietra, sezione di Venezia, arbitro 2 Mbark Aubelaid, sezione di Padova. Andiamo a leggervi anche quelle che sono le formazioni prima di andare in diretta. Col numero 15 Zegrova in porta, numero 6 il nostro capitano Censato, numero 10 per Ardian Zegrova, numero 18 David Tress, numero 9 per Bruno Lazzari. Mentre per quanto riguarda la formazione del Mirano, eccolo lo starting 5 con Bonotto, numero 21, numero 3 Luca Scandagliato, numero 7 Davide Stocco, numero 8 Carlo Caregnato e numero 13 per Bassic. Tutto pronto per iniziare questa diretta. Ci sistemiamo un attimo e poi parleremo anche con il nostro Stefano, che è venuto apposta per aiutarmi in questa diretta di gara 3. I precedenti sono 2 pareggi tra Futsal Rossano e Mirano e Futsal Rossano nella prima gara e Futsal Trissino, tra l'altro una partitona. Abbiamo davanti il miglior attacco casalingo e la miglior difesa esterna. Tutto pronto e anche noi stiamo per partire. Lo facciamo in questo momento. La palla ce l'ha Rossano, ma subito il nostro capitano Censato in avanti. Allora Stefano, prendiamoci un attimo di comfort in questa gara. La palla intanto va a Bonotto, che è un decano, ma queste due squadre non si sono mai trovate finora in stagione. Che partita ti aspetti? Una partita dai due volti, sono due squadre opposte. Il Trissino una squadra offensiva votata alla realizzazione, mentre dall'altra parte una squadra che predilige le ripartenze. Ci stavano per prendere sulla testa, ma noi guardavamo da un'altra parte, quindi va bene così. Allora, caro Stefano, dicevamo una partita intensa, il Palla Fogazzaro è pienissimo come forse non si vedeva da un po', quindi complimenti a tutti i partecipanti. Sono arrivati quasi 2 pullman da Mirano per questo appuntamento con la storia, anche perché il Mirano ha un po' il dente avvelenato con le finali in questa stagione. Sì, è un Mirano che, ricordiamo, ha perso la vetta della classifica a pari punti, quindi chiaramente cerca un riscatto importante in questa partita. Sì, palla a Lazzari, David Tress, palla che esce fuori. Siamo un po' stretti qui, quindi porterete un po' di pazienza. Siamo a 1 minuto e 25. Gli allenatori non li abbiamo salutati. Il nostro allenatore di casa è il signor Omar Barilani, mentre Nicolas Stein per il Mirano. Qui palla a Lazzari che la tiene e prova subito alla prima su Censato e poi provvidenziale l'intervento con Lazzari che stava andando e viene bloccato dal capitano Scandagliato. Primo calcio d'angolo dell'incontro a 1,55 e è per il Futsal Trissino. Se ne incaricherà David Tress direttamente dalla Serie A o dalla Serie B con il compagnia. È arrivato qui per sposare il progetto del presidente Ferrari. Scelto in porta invece Ardian Zegrova, il fratello invece è con il numero 10. Eccolo qui,
capocannoniere della squadra, però il Mirano ha tanto da raccontare. La palla a Stocco si invola e calcia e la palla arriva sulle mani di Aryan Zegrova. Siamo a 2:31, ritmi subito forsennati qui al Pala Fogazzaro. Aryan Zegrova bloccato, messo giù, non viene fischiato il fallo, taglia pietra, lascia controllare, poi Stocco calcia, Aryan Zegrova controlla. Vi diciamo anche quelle che sono le panchine: numero 1 Cagliaro, 2 Bertolaso, 3 Saveniago, 5 Aidari Albion, numero 11 Magaraggia, numero 14 Rossato, numero 19 invece per Bertinato. Per quanto riguarda invece i nostri ospiti del Mirano, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno guardando e non possono essere qui a soffrire al Pala Fogazzaro, con il numero 2 Soncin, il numero 4 Stein, il numero 5 Vanin, numero 10 Zanchetta, numero 11 Coledan, numero 13 Bassica, che è però in campo, numero 17 Baso e numero 23 per Fabris. Siamo a 3:20, vi stiamo raccontando appunto l'ultima gara di questi playoff di Serie C2. Dicevamo, chi vince va su in virtù dei pareggi. Se invece c'è un pareggio di qualche tipo, lo 0-0 premierebbe il United Futsal Rossano. Infatti mister Ferraro si sta sicuramente guardando la gara dal divano e facendo gli scongiuri in un Pala Fogazzaro che probabilmente sarà pronto ad esplodere per un eventuale gol. Con lo 0-0 passa Rossano, altrimenti coi pareggi bisogna vedere. David Tress pronto a partire. Lazzari si lascia sfuggire il pallone, primo cambio tra l'altro nelle fila del Futsal Trissino è uscito Aryan Zegrova, ha fatto il suo ingresso in campo Bertolaso, palla che però è fuori. Aspettiamoci questi cambi di fronte. Stefano, abbiamo di fronte il miglior attacco e la miglior difesa. Che partita ti aspetti quindi? Sì, una partita spettacolare. Sicuramente il Trissino ovviamente avrà interesse a segnare più reti possibile, però dall'altra parte una squadra, come dicevamo appunto, che gioca sulle ripartenze. È una partita delicata, Giulio, anche perché la variabile dei pareggi appunto è un qualcosa in più che in una finale di solito non siamo abituati ad avere. Sicuramente la percezione che c'è anche qui al Pala Fogazzaro, che è veramente gremito. Sicuramente superiamo il centinaio di persone e viene fischiato però il primo fallo con ammonizione per Bertolaso, che aveva messo giù Stocco, che era partito in contropiedi, subito censato a chiedere spiegazioni come mai primo fallo, prima ammonizione. Stocco se ne stava andando. Tra l'altro Stocco autore di 19 reti in stagione, 17 in campionato, 2 anche nella Coppa. Poi vi racconteremo un po' com'è andata la stagione delle due formazioni. Intanto sul pallone c'è Caregnato, tutto pronto per fischiare, ci pensa Obelaid. Mirano bloccato, censato e adesso Lazzari contrastato da Stocco. Lazzari bravissimo, calcia addosso a Stocco, la rimessa è per il Futsal Trissino. 6 minuti in questo primo tempo con Aryan Zegrova che si porta in avanti a provare a fare il portiere in più. Poi il Mirano aveva lanciato subito la palla, ma c'era Bruno Lazzari a fare buona guardia. Fa il suo ingresso anche il nostro Rossato con il numero 14, è entrato anche Bertinato con il numero 19, quindi il quintetto del Futsal Trissino vede Zegrova, Bertolaso, Tress, Bertinato e Rossato. Subito cambi veloci per mister Barilani quando Scandagliato lancia sopra la traversa, quindi si ripartirà dalle manone di Aryan Zegrova. Lancia lungo alla ricerca di Bertolaso, troppo lungo, quindi ci pensa ora Bonotto che gioca a palla su Bassic in posizione di play, gioca la palla su Scandagliato, eccolo qui ad aprire, ma Bertinato può ripartire in contropiede, lo vedete con il numero 19, viene contrastato dal suo avversario, capovolgimento di fronte, Stein ci ha provato e poi l'ultimo tocco è di Bassic. Ritmi forsennati qui al Pala Fogazzaro, tanti osservati speciali. Tra l'altro abbiamo visto veramente tante persone amiche e famose di questo sport. Questo è un po' l'avvenimento
del venerdì. Viene fischiato il fallo su Zanchetta, primo fallo anche per il Mirano. 7:31, 1-1. Tres ad aprire su Bertolaso, la palla gli resta lì, poi fugge via. Quindi Bonotto, o anzi la rimessa laterale che sarà dai piedi di Zanchetta. Bonotto proverà a lanciare, lancia però fuori misura, quindi rimessa per il Trissino. Stefano, subito siamo quasi nella posizione di pressione, quindi i due portieri devono anche cercare delle soluzioni. Vediamo Zegrova che si sposta infatti sul lato. Sì, non facile, però ce l'aspettavamo un ritmo alto, soprattutto, ripeto, da parte dei padroni di casa, perché è un po' l'unico modo per cercare di stanare questo Milano. Zegrova, Aryan Zegrova, fratello su fratello, salva Bonotto a 8:30. Bertinato, Tres, Rossato, Bertinato, gira palla il Trissino, Tres, Bertinato ad aprire su Ardian Zegrova, palla fuori. Dicevamo, si tratta un po' di una last call per il Mirano che purtroppo ha perso la testa della classifica, pur essendosi classificata prima in graduatoria, con la questione legata al sorteggio. Attenzione Bonotto, che però ha premiato il Valli. E altra finale amara, quella della Coppa Veneto, vinta invece dal Celtic. Vanin gira palla, Zanchetta, palla fuori, quindi per il Mirano anche una voglia di riscatto. Stefano, che ne pensi di cosa può voler dire cercare a tutti i costi di voler fare il risultato, anche se la stagione è stata comunque clamorosa per il Mirano? Beh, comunque non ha niente da perdere, può giocare anche con un po' di più di leggerezza, ha pochi risultati a disposizione, se non ovviamente la vittoria, quindi può anche rappresentare un vantaggio, Giulio. Sì, Futsal Trissino che invece si è classificato dietro alla corazzata Cuore Celtic. Abbiamo visto anche Pietro Lucano qui in tribuna, l'abbiamo salutato prima. Questo Cuore Celtic che si è guadagnato la C1, ha vinto anche la Coppa, mentre per il Futsal Trissino la gioia della Supercoppa a settembre, poi una stagione veramente veramente bella per gli uomini di mister Barilani. Rossato mette fuori, si ripartirà da una rimessa laterale, ci pensa Zanchetta, palla accompagnata assieme all'uomo fuori da Lazzari, rimessa laterale per Aryan Zegrova che si sta spostando, quindi uno schema per la formazione di mister Barilani. Bertinato, Aryan Zegrova, numero 15. Ardian Zegrova viene contrastato, poi un po' di trambusto, può ripartire il Mirano, l'ha fatto con Stein, ora Bruno Lazzari che viene bloccato e poi palla che arriva ad Alessandro Bonotto. C'è un colpo per Ardian Zegrova, noi ci prendiamo un attimo di respiro, le altre due partite sono finite in pareggio. Rossano Trissino 4 pari, Mirano Futsal Rossano 1-1. Ringraziamo anche il nostro amico Cecchi e tutta la redazione di C5 Time per queste statistiche puntuali alla vigilia di questa finalissima. Mirano che prova ad andare avanti ma viene bloccato. Ora Ardian Zegrova che combatte su Bonotto, Bonotto può partire. Riparte quindi la formazione del Mirano con Colledan, c'è un tocco e siamo pronti quindi per il calcio d'angolo. Ci penserà Colledan, si sposta Zanchetta, palla su Vanin a cercare Zanchetta, palla che però esce sul palo alla sinistra di Aryan Zegrova, pronti col lancio lungo a cercare il fratello, viene messo giù da Zanchetta,
quindi si riparte con Colledan subito, giochi di prestigio, gira palla Zanchetta e la palla poi passa tra i piedi di Basic, a segno per ben 24 volte in questa stagione. Apertura su Ardian Zegrova, si gira, ci prova Rossato, Bertinato, Lazzari e poi si prende il buon risultato. Bruno Lazzari, è una rimessa laterale. Rossato alla ricerca di Ardian Zegrova, contrastato, poi fa buona guardia però Rossato, la palla viene ribattuta, sarà rimessa laterale col fischio di Aubelaid. Rossato non si fida e gioca su Ardian Zegrova che calcia, risposta del difensore del Mirano. Mister Stein sta lasciando un po' sfogare questo Trissino, sta sicuramente pensando a qualche contromisura. Lazzari, palla che però esce, rimessa. Ardian Zegrova gioca su Tres, apertura su Rossato che viene contrastato, Stocco, c'è fallo e giallo per Rossato, secondo fallo per il Trissino. Stefano, cosa starà pensando Mister Stein? Quali sono le contromisure con un Trissino così aggressivo? Non è facile, però secondo me è una squadra che è anche un po' abituata a soffrire. Lo ricordiamo Giulio, è una squadra che in trasferta ha raccolto moltissimo proprio con le ripartenze, quindi secondo me potrebbe anche essere una strategia voluta. Chiaro, il Trissino è una squadra che produce moltissimo. Calcio di punizione, vediamo come risponderà il Trissino. Pronta a calciare, risponde la retroguardia, quindi si può ripartire da Basic che poi apre su, dovrebbe essere Colledan, palla ancora su Ardian Zegrova, contrastato, messo giù da Colledan per tagliapietra, nulla di fatto, quindi può ripartire il Futsal Mirano calcio a 5 con Zanchetta e poi fallo da parte di David Tres, è il terzo quando i minuti sono 15. Attenzione al trappolone dei falli. Stefano, che ne pensi? Può essere anche questa una variabile importante, poi una finale comunque Giulio, ricordiamolo, è anche normale che ci sia dell'agonismo un po' di più rispetto a una qualunque partita. Pronti per questo calcio, calcia poi Zanchetta, Rossato con il corpo, l'ex giocatore del Montecchio Futsal Team. Stocco prova a calciare ma la forza di Lazzari a contrastare, poi Basic, Bonotto ad aprire, la palla è troppo fuori per Stocco. David Tres su Ardian Zegrova, poi Bruno Lazzari che calcia, l'illusione del vantaggio, palla però fuori che sibila sulla rete. Gira palla al Mirano, qui Lazzari e poi la possibilità della rete del vantaggio del Mirano, che si porta in vantaggio a 16-28, rete di Stocco. Ritorniamo in cronaca quando il vantaggio del Mirano al minuto 16-17 ci ha pensato con il numero 7 Stocco, colpo gobbo degli ospiti quando sembrava il Trissino ad avere l'inerzia della gara, subito il colpo del numero 7 che ricordiamo ha messo a segno 19 reti con questa 20 in stagione.
palla Caregnato, Stocco si sgancia, palla che gli arriva ma Rossato tiene, poi David Tres, Bruno Lazzari contrastato, ora Rossato subito prova a girarsi, poi ancora Stocco, gira palla, il Mirano lo fa con Bassic, palla su Caregnato, Ardian di giustezza fuori, Stefano, vantaggio del Mirano. L'avevamo detto, no? Il fattore delle ripartenze, il Mirano l'ha sfruttata benissimo, ha trovato un vantaggio meritato, Giulio. Caregnato nuovamente, palla troppo brutta per Scandagliato, ora Bonotto e poi Bassic, vantaggio di questo Mirano, Sornione. 18-10 in questo primo tempo, c'è ancora tantissimo da giocare però in questo primo tempo, una finale, come diceva il nostro Stefano, è una finale. David Tres si gira, palla in mezzo, l'autogol di Scandagliato al minuto 18 e 29, eccoli! Pasticcione difensivo con il passaggio che è arrivato da destra. Bonotto se l'è trovata lì anche Scandagliato, ed eccolo il pareggio del Futsal Trissino, come accade di solito nelle finali. 1-1, 19-06. Stefano, te l'aspettavi? No, sinceramente questo errore non me l'aspettavo, però anche le migliori difese sbagliano. Ora calcia Tres sopra la traversa che viene sbeccata, ora Bonotto, subito il colpo per il probabile vantaggio del Trissino che ora sembra galvanizzato. Vediamo David Tres all'aprire su Rossato, gli calcia addosso Stein. Pensieroso mister Omar Barilani dopo il pareggio, pensieroso anche mister Nicolas Stein. Bassic gira palla su Scandagliato, contrastato, poi dovrebbe essere Zanchetta, in campo anche Caregnato, scusate, Stein. Gira palla ora il Mirano, palla che resta però lì, ci pensa David Tres, si allarga, prova a calciare, calcia, bloccato ancora da un onnipresente Stein e poi viene messo giù Rossato. Secondo fallo della gara anche per il Mirano. Bertolaso e Rossato sulla mattonella alla destra della porta difesa da Bonotto, però pronti David Tres, lo vedete col 18, Ardian Zegrova pronti per questa battuta a rete. Calcia Rossato, risponde la premiata ditta Bonotto, Scandagliato. Trissino in avanti, Tres calcia, però la palla non riesce come vorrebbe, quindi riparte Caregnato, calcia fuori misura. 21 minuti di gioco, esce Ardian Zegrova, ben 52 reti in stagione per il numero 10. Entra Bertinato, anche Lazzari per Rossato, trazione anteriore e possenza per mister Barilani, risponde ordinato il Mirano. Tres messo giù, prova con l'esperienza ma Aubelaid lascia proseguire, quindi in avanti ora Caregnato, giro palla Scandagliato, Scandagliato calcia, la palla viene toccata, no, non viene toccata, c'è rimessa, secondo noi c'era, ma meglio così per il Futsal Trissino, la palla era schizzata. Ora Lazzari, c'è un po' di confusione in questo momento in campo al 22esimo minuto. Calcio fuori misura di Zanchetta. Ardian Zegrova lancia lungo
su Bertolaso la tiene, contrastato da Scandagliato che la mette fuori, rimessa laterale per la formazione del Futsal Trissino quando i minuti sono 22. Scambio di opinioni tra Bertinato e Aubelaid. Si può ripartire dalla rimessa. 22:40, scambio di opinioni tra Stein e Aubelaid che l'ha redarguito per un gioco di mani di troppo. Bertinato, Tres bloccato, ha colpito il giocatore. Prendiamoci un attimo un break, Stefano. Adesso siamo nella fase calda del primo tempo. Cosa dovranno fare le due squadre per primeggiare, o secondo te andranno a riposo un po' per capire cosa fare nel secondo tempo? No, si proveranno, secondo me dovranno fare semplicemente il loro gioco, il loro futsal, Giulio. Il Mirano, lo abbiamo detto 1000 volte, ripartenze ben fatte, sfrutta bene gli errori avversari, il Trissino costruisce tanto gioco. Eccoci, c'è stato un colpo sia per Stein ma un colpo anche per David Tres che coglie l'occasione per sistemarsi. 3-2 il conteggio dei falli, siamo però 1-1 in vantaggio a 16-17 il Mirano con Stocco. Autorete invece al 18-29 per il pareggio del Futsal Trissino. Esce Tres, rientra Rossato, esce anche Stein. Al suo posto dovrebbe entrare Zanchetta. Ci perdoneranno i tifosi ospiti, purtroppo non conosciamo totalmente a memoria i giocatori e invece infatti era Colledan. Stiamo imparando. Rimessa laterale per Zanchetta. In campo anche Vanin, Scandagliato e Colledan. Scandagliato è uscito veramente poco, se non per nulla, il capitano. Far guardia a Bonotto. Palla su Bertolaso, si gira il numero 2, viene contrastato da Scandagliato. Una rimessa laterale come un angolo per il Mirano, palla che poi era andata lunga, quindi si riparte con il lancio di Arjan Zegrova, contrastato Bertolaso, si gira, viene messo giù da Scandagliato. I due si danno anche la mano, vediamo Bonotto pronto a giocare su Zanchetta ad aprire, ma c'è Bertinato che fa buona guardia, viene messo giù da Scandagliato. C'è il terzo fallo per il Mirano. E cartellino giallo. 3-3, no? 4-3. Anche lì. 4-3 il conteggio dei falli come da tabellone quando i minuti sono 26-09. Nessuno dei due allenatori ha ancora usufruito del time out, quindi si proseguirà fino al 30°. Aubelaid fischia, lancio di Lazzri, velo di Arjan Zegrova, palla che è uscita. Ora Bonotto lancia alla ricerca di Colledan, però riparte il Futsal Trissino, messo giù Arjan Zegrova. Vediamo se c'è un altro giallo. No, è semplicemente il quarto fallo anche per il Mirano. Pronto Lazzri. Tutto pronto, Lazzri prende una rincorsa lunghissimissima.
fischia Obelaid, calcia Lazri a cercare il suo 7 preferito, palla che però scivola via, quindi si riparte da Bonotto, riceve palla ora Vanin, non c'è però l'intesa con Zanchetta. Ricordiamo che siamo 1-1, io e il nostro Stefano vi stiamo raccontando dal nostro canale YouTube Leonicena Calcio a 5, prestato soprattutto al Futsal Trissino, la gara 3 dei playoff. Chi vince va in C1 direttamente, gli altri possono provare con ripescaggio oppure nient'altro. Ardian Zegrova tiene palla, danza sul pallone Zegrova, Rossato ora contrastato da Vanin, Rossato lancia via, stizza in campo, c'è molto nervosismo, la posta in palio è altissima. Ardian Zegrova viene messo giù e c'è il fallo però, ma poteva esserci anche il vantaggio. Preferito il giallo quando la palla stava andando. Quinto fallo per il Mirano con Ardian lanciato a rete. Non sappiamo se ci fossero stati anche gli estremi per un vantaggio. Che ne pensi, Stefano? Era meglio fischiare fallo considerata la situazione per gli arbitri? Ma no, secondo me il fallo poteva essere tranquillamente fischiato. Sì, è vero che stava andando in porta, però l'occasione, la situazione, secondo il direttore di gara ha richiesto il fallo, io sono d'accordo. Quinto fallo però per questo Mirano quando siamo al 29esimo minuto di gioco. Sul pallone Lazri, sul pallone David Tressa, ma anche Ardian Zegrova. Ardian Zegrova incrocia troppo con la porta sguarnita. Ora Bonotto lancerà a lungo, esce Ardian Zegrova, va per terra Vanin, nulla di fatto, nuovo capovolgimento di fronte, lo fa alla ricerca del fratello Ardian che con la punta prova, i due si lanciano un'occhiataccia, viene fischiato il time out e noi ci prendiamo una piccolissima pausa. Ritorniamo in telecronaca quando è già scoccato il 31esimo, ma ovviamente ci sarà da recuperare questo minuto. La palla partirà da Bonotto, Mr. Stein magari prima dell'intervallo capiremo che cosa ha pensato, forse uno schema. Palla ora su Vanin, gira palla col 2-2 il Mirano, Calla che però esce, quindi si ripartirà da Ardian Zegrova. David Tress, Bruno Lazri ad aprire su Tress, è molto più veloce la retroguardia del Mirano. 31 e 38 sul nostro e vostro teleschermo mobile o televisivo. È entrato anche Rossato, ora Zegrova, Rossato ad aprire sugli altri, palla fuori e con questo finisce il primo tempo. Stefano, un commento da parte tua, poi ci prendiamo una piccola pausa. Primo tempo un po' sornione, però il risultato è di 1-1. Però è stato il primo tempo che ci aspettavamo, almeno per quelle che erano le premesse, una gara bella, equilibrata, ripeto, le due squadre non si stanno risparmiando,
Naturalmente è chiaro che i padroni di casa, il Trissino, ha qualcosina a disposizione in più. Vedremo, sarà interessante nel secondo tempo vedere se gli equilibri cambieranno oppure se continueranno a darsi battaglia in modo così equilibrato. Che cosa diresti se fossi Mister Barilani? Che cosa diresti se fossi Mister Stein in questo intervallo? Beh, al posto di Mister Barilani direi che a parte l'errore sul gol, insomma la squadra sta facendo abbastanza bene, quindi cercherei comunque di tranquillizzare i ragazzi. C'è un attimo di agitazione, di agonismo, forse di troppo, ecco, un po' tanti falli, però del resto è anche una partita che ha una posta in palio pesantissima. Dall'altra parte, sai, l'avversario è difficile, però ripeto, vale quello che avevamo detto durante il primo tempo. Il Milano è una squadra che di fatto non ha granché da perdere, quindi può giocare, anzi, chiaro, il risultato è equilibrato, quindi tutti vogliono vincere, però può giocare con la mente un po' più sgombra, provare a fare il suo calcio a 5, provare a mettere in difficoltà questo Trissino, che insomma sono due squadre che stanno giocando alla pari. Bene Stefano, noi ci prendiamo un po' di pausa, beviamo un po' di acqua e ci vediamo tra un quarto d'ora per il secondo tempo di questa gara 3 playoff Serie C2.
Eccoci qui per raccontarvi il secondo tempo di questa gara. Partiti, ricordiamo che siamo sul punteggio di 1-1 dopo il primo tempo, che ha visto il Mirano passare in vantaggio al minuto 16 e 17. Pareggio poi del Trissino con un autorete di Scandagliato al minuto 18. Poi tanta bagarre. Ben ritrovati qui sul nostro canale YouTube. La gara che vi stiamo raccontando è Futsal Trissino vs Mirano Calcio A5. Gara 3 playoff serie C2. Chi vince va in serie C1 direttamente. Bonotto lancia il pallone su Stocco, l'autore della rete, bloccato da Capitan Cenzato. Ai vostri microfoni sempre Giulione, e alla regia e al secondo microfono il mio amico del cuore Stefano. Tra poco ve lo facciamo sentire. Caro Stefano, eccoci qui, secondo tempo appena iniziato, cosa ti aspetti? Sì, siamo tornati, intanto continuità col primo tempo sul piano del gioco, però si vorrà un po' più ordine probabilmente rispetto alla prima frazione di gioco, e poi Giulio, abbiamo detto, è praticamente una finale, quindi arriverà il momento in cui bisognerà fare qualcosina in più. Le squadre hanno le armi per sbloccare questo risultato. Giusto Stefano, stiamo anche attenti a qualche colpo gobbo quando i minuti sono solo 2, ma c'è stato subito un rischio quando Lazzari può avere no, la palla è uscita. Bertolaso pronto a battere, palla su Lazzari, ora Bertolaso, Bertinato, viene messo giù Caregnato, tiene la palla Scandagliato e calcia Stocco, ma Arian Zegrova tiene il pallone, poi lo rilancia su Lazzari e ora di nuovo Scandagliato fuori. Rossato pronto ad entrare, intanto Capitan Cenzato su Arian Zegrova e poi lancio con la rete del vantaggio del Mirano a 2,50. Eccoci qui, in rete Caregnato a 2,50, vantaggio del Mirano, e ora servirà un altro pareggio per il Trissino, che significherebbe comunque promozione, ma bisogna segnarlo. Mirano Sornione su questa scelta scellerata della fase di impostazione del Futsal Trissino. Vediamo cosa si inventerà Mister Barilani. Intanto pronto il cambio con David Tress, che esce per uno sconsolato quanto mai arrabbiato Cenzato. Ora Arian Zegrova su Rossato, palla su Bruno Lazzari, nuovamente Rossato, David Tress, Lazzari, Tress ancora bloccato da Lazzari, Arian Zegrova, palla che però esce rimessa per il Mirano. Stefano, si stanno alzando gli animi. Sì, però c'è un po' di confusione adesso, abbiamo visto anche l'errore che ha causato il gol del Mirano. La partita ovviamente sta entrando nel vivo, ripeto,
l'ultima partita di un triangolare per andare in C1, quindi ci sta anche questo momento di abbassamento, diciamo, del livello del gioco, che è un innalzamento della tensione, dell'intensità, ecco, scusa il gioco di parole. Ci troviamo poi al 22 di maggio, le squadre sono anche stanche, tante e davvero tante partite disputate. Per il Mirano anche 2 finali. Lazzari, palla su Tress cerca di colpire tutto, viene bloccato da 2, lascia correre Tagliapietra. Palla che arriva a Rossato. L'unico modo per fermare David Tress sono almeno 2 uomini. Ripartiamo quindi con Arian Zegrova. Tress contrastato, c'è il fallo su Stocco ed è il primo fallo del secondo tempo. Ha lasciato proseguire Tagliapietra. Ovviamente David Tress si è dovuto allungare cercando la maglietta del Mirano. Scelta del primo arbitro di lasciar proseguire, con il Mirano che quindi guadagna una possibilità per tentare di andare oltre. Sistema tra i pali Arian Zegrova, ora proverà a calciare. Bassic a mani aperte, Arian Zegrova, il portierone. Ancora Bassic, si mette in mezzo David Tress, può partire Arian Zegrova che proverà a lanciare sul fratello, palla che supera Bonotto. Gira palla ora il Mirano, lo fa con Scandagliato, palla troppo lunga per Bassic. Gli schemi sembrano già essersi rotti, ma siamo solo al 6° del secondo tempo, ci vuole un po' di pazienza per il Futsal Trissino. Vediamo quale sarà la mossa di Mestre Barilani, ed è pronto con la pettorina Pietro Magaraggia. Bruno Lazzari, David Tress, in buca su Arian Zegrova, in buca, si gira il numero 10, viene messo giù per Aubelaid, non è fallo. Mestiere di Zanchetta. C'erano gli estremi per il fallo, Stefano. Beh, forse l'ha un po' cercato, diciamo, si poteva anche fischiare, sì. David Tress, contrastato da Scandagliato, ora Rossato spinto da Stein, la rimessa è per il Futsal Trissino. Duello tra il numero 4 e il numero 14, vediamo Rossato ad aprire su Arian Zegrova, palla troppo lunga dove faceva anche buona guardia Zanchetta. Ricordiamo 2-1 in vantaggio il Mirano, calcio a 5 al Pala Fogazzaro di Trissino. Colmo e stracolmo in ordine e anche in ogni disordine di posto, vedete persone un po' dappertutto, bellissimo spettacolo in questa finale per andare in Serie C1, è un po' quello lo spot di uno sport per tutti. Quanta gente, Stefano, che bello. Tantissima, questo è lo sport che vogliamo, con la gente a ridosso del campo. Bellissimo, sembra di stare in Sud America, proprio vicino alla riga della rimessa laterale. Calcia Stein, nuova rimessa laterale, la batterà stavolta Vanin. Stein si sposta, prova ad andare a calciare Zanchetta, ribattuto, quindi palla Scandagliato, la controlla anche Bonotto. Rimessa quindi laterale di Mestiere, se ne occuperà Zanchetta. A provare su Vanin, palla però fuori. È entrato con il numero 11 Magaraggia, l'ex capitano dell'Atletico Pressana. Rossato, Arian Zegrova ad aprire su Ardia si gira, messo giù, Aubelaid lascia proseguire, qui il fallo c'era, Bonotto lancia lungo e qui c'è un contrasto. Lasciano proseguire i due fischietti, gioco un po' fisico, si è infiammata la partita, Pietro Magaraggia, palla lunga, viene toccata male da Tress con Aubelaid che va a parlare con Arian Zegrova per un fallo che c'è da dire, era veramente difficile non fischiare. Voi sapete bene che noi non entriamo nelle questioni arbitrali, però insomma bisogna raccontare quello che si vede. Qui c'era un bel fallone che ovviamente ha generato parecchie incandescenze al Pala Fogazzaro.
I fischietti hanno però lasciato proseguire, quindi aspettiamoci una finale di gara veramente incandescente. Scandagliato, se ne va Bonotto sul lato Zanchetta, ma prende Bonotto, palla su Arian Zegrova, palla su Magaraja, lo vedete col numero 11, giochi di prestigio, gioca su David Tressa, messo giù ancora con Magaraja, la palla, Bonotto esce, sempre per terra David Tressa, qui probabilmente un altro fallo, vediamo Rosato calcia e ribatte su Zanchetta, rumoreggia il pubblico del Palafogazzaro, lo sentite sicuramente da casa. Il Mirano intanto gioca colpo su colpo, lascia andare, palla su Stein che calcia, palla fuori. Ora taglia pietra che va a redarguire le panchine, soprattutto quella di mister Barilani. Sicuramente scelte che poi possono essere invasive per i due fischietti. Arian Zegrova lancia su Bertolaso. Un po' di nervosismo quando sta conducendo il Mirano, palla che viene tenuta da Stein, il numero 4 si invola, ma poi Rosato fa il suo lavoro. Arian Zegrova lancia su Bertolaso, contrastato e tenuto, c'è fallo ed eccolo qui, quindi un giallo per il numero 10 Zanchetta, quindi primo fallo di questo secondo tempo anche per il Mirano, viene fischiato al minuto 11. Pronto sui piedi di David Tress che ha preso più di qualche legnata in questo secondo tempo. 1-1 però il conteggio dei falli, quello che sballa è il risultato 2-1 in favore del Mirano, che con Caregnato al minuto 2.50 ha portato in vantaggio la formazione ospite di Mr. Stein. David Tress pronto sulla battuta, vediamo se calcerà o servirà su un compagno. Intanto Bonotto sistema la sua barriera, Tress probabilmente calcerà e lo fa, e bravissima la risposta della retroguardia del Mirano. Ora Arian Zegrova su Rosato, palla recuperata nuovamente dal Trissino, vediamo Pietro Magaraja, mette giù, Tress prova ad aprire, fa buona guardia Caregnato, l'autore della rete del vantaggio. Rosato ad aprire su Bertolaso, c'è un po' di confusione. Ora vediamo la risposta di mister Barilani mentre mister Stein dà le sue indicazioni. Lancio lungo di aria, bloccato Bertolaso, prova a contrastare, viene messo giù Stein, non c'è niente per Aubelaid che redarguisce anche il numero 4 che un po' se la prende per questa spinta di Bertolaso. Se ne va sconsolato Stein, palla per Zanchetta, apre su Stein, la palla gli scivola sul collo del piede, quindi rimessa per il futsal Trissino. È entrato anche Cenzato ad aprire di giustezza, abbiamo preso la palla, fantastico, parte Cenzato, Arian Zegrova, Cenzato prova a sistemare qualcosa, il Trissino con Magaraja viene contrastato dopo essere stato sbilanciato, bravo Cenzato, rimessa per il Mirano, ci pensa Bassic ad aprire su Caregnato, palla fuori, quindi rimessa per il futsal Trissino che prova ad accelerare quando i minuti sul nostro cronometro sono 14. Ottimo impatto sulla partita per il numero 11 proveniente dall'Atletico Pressana, vediamo Cenzato ad aprire, palla errata, quindi si riparte con il Mirano in avanti. Stefano, ora c'è un po' di confusione, deve reggere l'urto il Trissino. Sì, deve reggere l'urto, notavo che sale spesso Zegrova, Arian ovviamente il portierone, tante volte però i palloni sono un po' imprecisi e il Trissino rischia molto in quella situazione. Bassic calcia, palla fuori misura,
Giusta osservazione, Stefano ovviamente prova a effettuare una superiorità numerica al Trissino in fase di impostazione, spesso e questo non succede anche per la bravura della fase difensiva della formazione del Mirano. Magaraggia, intanto è entrato Ardian Zegrova, viene preso in controtempo David Tres. Basic gira palla, il Mirano, palla nuovamente su Basic, prova a girarsi, Caregnato guadagna una rimessa. Minuti vibranti per un Futsal Trissino che non ci sta a stare sotto. Si gira Stocco, può ripartire ora la formazione di mister Barilani. Tres, Cenzato, palla troppo lunga, rimaniamo in telecronaca, poi passeremo al commento tecnico di Stefano. Basic, palla toccata da Magaraggio, quindi rimessa, anzi calcio d'angolo per la formazione in maglia blu proveniente da Mirano. Scandagliato, palla che viene fatta girare da Stocco, Scandagliato in apertura per Basic, poi Stocco la fa andare fuori, palla ora per il cambio che è di Bertinato che entra. Quale può essere una scelta di gioco per il Trissino per provare a penetrare questa difesa, Stefano? Beh, è una squadra che ha speso molto, comunque si vede anche un pochino più sulle gambe rispetto al Mirano. Forse magari abbassare un attimino il ritmo, certo che lo svantaggio non lo consente. Avere tanta pazienza, è una squadra che ha le caratteristiche, le qualità tecniche per far girare la palla, lo vediamo anche in questo frangente, no? Deve avere pazienza. Ricordiamo che con il 2-2 sarebbe festa Trissino. Qui bravissimo Magaraggia con Caregnato che si rifugia. Tres calcia, può ripartire il Mirano, ma c'è anche Bertinato che calcia e poi provava la rovesciata Ardian Zegrova, calcio d'angolo per Aubelaid, mentre Tagliapietra aveva dato la rimessa, Aubelaid l'ha vista, quindi è calcio d'angolo per il Futsal Trissino. Chiamato lo schema, Zegrova, palla su Bertinato che però tocca l'avversario ed esce, quindi vediamo Magaraggia. Bertinato, Zegrova, palla che resta lì, Tres, Bertinato ad aprire su Ardian Zegrova, viene contrastato da Scandagliato, due uomini, non c'è fallo, sì, qui probabilmente sì, però lascia proseguire Aubelaid, calcia poi Caregnato sotto gli occhi di Aubelaid che sicuramente ha visto meglio di noi, quindi può ripartire ora il Trissino. Scandagliato che ingaggia una lotta personale con Ardian Zegrova. Basic e poi calcione di Caregnato, ci ha messo la manona Ardian Zegrova perché la palla era verso il 7, ci ha pensato il numero 15. Ora altro tiro di Scandagliato, però fuori, l'ha toccata qualcuno secondo Aubelaid, quindi calcio d'angolo per il Mirano che si fa sotto quando i minuti sono 18 e 19. Calcia ora Caregnato, proprio a partire il Futsal Trissino. Bellissima la risposta di Basic. Bertinato, palla su David Tres, si allunga Magaraggia, vediamo se la palla arriva sul secondo palo. Bertinato però calcia con la punta, calcia ancora, prima Caregnato, poi nuovamente Caregnato, c'è un nuovo calcio d'angolo, preme il Futsal Trissino alla ricerca perlomeno del pareggio. Tres potrebbe calciare, lo fa, risponde presente Basic. Bertinato, c'è stato un colpo per Scandagliato, Aubelaid si lamenta, Aubelaid va a verificare, si lamenta Scandagliato, forse per una gomitata per la parte di Zegrova.
scivola nel frattempo il tempo, che ovviamente favorisce il Mirano. Siamo a 19:45. Magaragia, Bertinato potrebbe calciare, c'è Ardian Zegrova bloccato da Scandagliato provvidenziale. Bonotto si era tuffato, calcio d'angolo per il Futsal Trissino, occasioni che cominciano a fioccare per la formazione. Qui gran calcio di Tress, prima uno e poi viene bloccato da Scandagliato, bravissimo Tress che però resta per terra. Grandissima coordinazione per il numero 18, rimessa laterale per il Trissino, 20 minuti. Zegrova, Tress palla troppo schiacciata che va in uscita, rimessa laterale per il Mirano. Caregnato, Bonotto, Caregnato che svirgola, quindi il pallone esce e arriva da Bertinato che adesso batterà, e però c'è l'errore con il gol di Stein. Ci ha pensato il numero 4 a punire la formazione in maglia bianca, subito il pronto time out di mister Barilani. Mirano avanti 3-1, questo se fosse il risultato finale vorrebbe dire promozione per la formazione in maglia blu dopo lo spareggio perso per andare direttamente con il Valli, mentre il Celtic l'ha punito nella finale di Coppa. Pronti ora, ci sono 8 minuti più recupero per provare a recuperare questa gara. Portiere di movimento messo in campo da mister Barilani, quindi ci sistemiamo sulla metà campo del Mirano, che ricordiamo ha la miglior difesa in trasferta, quindi è una lotta contro una difesa arcigna, quella di mister Stein, che sta guidando come un videogioco la sua formazione. Bonotto attento, gira palla nel frattempo il Trissino. Ardian Zegrova, David Tress, Ardian Zegrova, Lazzari si allunga, Ardian Zegrova, Tress, Magaragia si sposta e va avanti ora il numero 11. Palla su Rossato, Tress proverà probabilmente a calciare, no, gioca su Rossato, Bruno Lazzari, Ardian Zegrova, Bruno Lazzari gira palla, ora Tress con il numero 18, potrebbe calciare, lo fa, il suo mancino però esce fuori, pronti a fare il cambio, no, va in porta David Tress con la palla che è uscita. 24 minuti di gioco, palla, ora vediamo Lazzari ad aprire su Magaragia, calcia, parata di piede col destro per Bonotto che salva il risultato. Bravissimo il numero 21 che per ora spegne le speranze della squadra di casa, vediamo se il Futsal Trissino riuscirà a recuperare. Giro palla in questo portiere in movimento, Tress, Magaragia, Lazzari proverà a calciare, la palla tocca però Stein, sempre avanti il Trissino, 24-35, c'è tutto il tempo per recuperare, calcia però
Tres e poi Bonotto. Ora Lazzari si può ripartire col portiere di movimento. 24-46. Tres. Rossato. Tres. Rossato. Tres. Proverà a calciare. Potrebbe farlo. Lo fa! Nuovamente il corpo di Bonotto. Stefano, quanto è difficile difendere un portiere di movimento? Beh, è complicato, però è una squadra questa che ha nella fase difensiva la sua caratteristica, lo stanno facendo bene, poi anche le parate dell'estremo difensore aiutano sicuramente. Bravissimo Bonotto, gira palla, però il Trissino vuole assolutamente almeno accorciare le distanze per poi giocarsi tutto nel recupero. Tres. Rossato. Tres. Rossato, palla che però esce troppo e palla lunga del numero 10. Zanchetta cercava Gloria, può ripartire Lazzari, gira palla, ora la formazione di mister Barilani. Magaraggia bravissimo! Rossato non è riuscito, subito Bonotto era ripartito. Bucata la difesa del Mirano, non quanto è bastato però per il gol. Gira palla ora Tres. Lazzari, bravissimo Magaraggia, la palla resta lì e esce nuovamente per Rossato. Altra occasione, deve sfruttare la situazione il Trissino, c'è spazio, siamo a 26 però, quindi bisogna un po' correre. Scandagliato giù, resta giù il capitano del Mirano con la palla che esce. C'era stato un piccolo scontro con però Scandagliato per terra, quindi prendiamo un attimo di spazio per respirare. Mossa tattica ovvero colpo, Stefano? Beh, il colpo c'è stato, poi è ovvio che a questo punto della gara con il doppio vantaggio, insomma, non voglio dire che uno rimane a terra, però è chiaro che si cerca di prendere un attimo di ossigeno, anche perché le energie sono poche, il Trissino sta producendo un buon portiere di movimento ed è dispendioso difendere, Giulio, l'inferiorità numerica. Si rialza il capitano, diciamo col Pala Fogazzaro diviso con la sua parte di tifoseria che lo applaude, mentre ovviamente l'altra parte avete sentito insomma un po' di disappunto della tribuna del Pala Fogazzaro. 27esimo minuto, scivolato via un po' di tempo che sicuramente verrà recuperato. Lazzari la dà, si riparte da Bonotto. Bonotto lancia alla ricerca di Stocco, la palla esce ed è rimessa per il Futsal Trissino. Nuovo portiere di movimento. Lazzari, Rossato. Magaraggia messo giù, c'è il colpo di Zanchetta. Obelaid però forse era dalla parte sbagliata, quindi non viene fischiato il fallo. Anche in questo caso disappunto della tribuna di sponda trissinese. Si rialza Magaraggia, ma il colpo l'ha preso il numero 11 che zoppica vistosamente. Tres ad aprire, Magaraggia ancora resta lì, bravissimo David Tres. Ardian Zegrova, palla che resta lì, Bonotto la fa sua, lancia lungo Bonotto, la palla però tocca sul soffitto. Siamo a 28-47, il tempo sta scivolando via per questo Mirano che sta vedendo la porta del paradiso. Si chiama Serie C1, l'ha persa nello spareggio con il Valli, e oltre alla finale di Coppa persa a favore del Cuore Celtic. Qui calcia David Tres, Magaraggia non c'era. 29 minuti, scivola via, almeno un minuto più recupero. Scandagliato, palla che resta lì per Ardian Zegrova, lancia su Magaraggia, palla è uscita. 29-30, Scandagliato, Caregnato, messo giù.
probabilmente Stocco, fallo del Trissino. Sì, Stocco. Chiamati i minuti di recupero, dovrebbero essere 2. Si entra ora nel recupero. Rossato, Ardian De Grova, Magaraggia, la palla resta lì, Caregnato rimane lì, viene messo giù davanti agli occhi di Obelaida, cioè rimessa per il Trissino. Magaraggia, Rossato, gira palla il Trissino alla ricerca comunque della rete, non si può sapere in questo sport che dura tantissimo. David Tres, Lazzari potrebbe calciare, lo fa di mano, scandagliato sotto gli occhi di Tagliapietra, resta lì scandagliato, viene anche messo giù, riparte però ora il Mirano con scandagliato per terra e palla che esce. Un po' di scambi di opinioni ora con scandagliato per terra. Sì, beh, ovvio, a questo punto della gara la partita si è incattivita, ci sta, non c'è più niente da perdere, il Trissino non ha più niente da perdere, il Milano cerca di portare a casa, come si dice, la pagnotta, è normale, è una finale, Giulio. Finale che sembra essere amara per i colori del Futsal Trissino. Per terra scandagliato, vediamo se ci sarà ancora del recupero per Tagliapietra e Obelaid. Rumoreggia il pubblico del Pala Fogazzaro, non è contento di questo arbitraggio. Portiere di movimento, non viene però assegnato altro recupero per adesso. Vediamo Lazzari e palla che però arriva lunga, quindi rimessa ora dal fondo per David Tres. Magaraggia, si gira il numero 11 e c'è un altro colpo per terra Zanchetta, si rialza a braccio con Magaraggia, riparte il Trissino, no, riparte Caregnato, gira palla al Trissino, stanno finendo i 2 minuti, vediamo se ne verrà dato un altro o se i minuti sono oggettivamente 3. Tagliapietra conta, Lazzari, Ardian Zegrova, David Tres che prova a calciare, trova lo spazio, lo trova, però batte su Bonotto. Calcio d'angolo, rimaniamo in cronaca. Tres calcia, Stocco di mezzo, 32-20, 3-1 per il Mirano qui al Pala Fogazzaro. Rossato, Lazzari, Tres, si cerca il secondo palo, palla che sbatte su Magaraggia, peccato all'ultimo secondo. Bonotto lancia lungo e grandissima rete allo scadere con la partita che finisce, dovrebbe essere di Bassic col numero 13, la partita finisce. Colpo da biliardo per Bassic, la partita è già finita, ha vinto il Mirano che arriva al paradiso della Serie C1. Risultato amaro per il Futsal Trissino che ha fatto tutto il possibile, ovviamente il risultato arride alla formazione del Mirano, ci sono già gli applausi per i beniamini di casa da parte del pubblico del Pala Fogazzaro. Finisce 4-1, sarà Serie C1 l'anno prossimo per il Mirano, probabilmente se l'è anche meritata dopo questa finale, Stefano. Sì, meritatissima, poi bisogna anche dire che il Trissino ha fatto quello che poteva fare in una gara in cui certamente alcuni errori di situazione hanno ovviamente influito, hanno piegato il risultato, ci ha provato in tutti i modi poi a recuperarla, ha prodotto tanto, il Mirano meritatamente se ne va in C1, sfrutta bene le occasioni, è una squadra che dopo aver perso quello spareggio sciagurato si è assolutamente meritata questa sera questa vittoria. Applausi al Mirano e onore al Trissino.
onore al Trissino, che comunque ha fatto una stagione spettacolare. Non sarebbe un furto chiedersi se ci sarà domanda di ripescaggio per la compagine del presidente Ferrari, mentre il Mirano va sotto la sua curva a bracci per tutti. Finisce 4-1 al Pala Fogazzaro. Vi diamo risultato e tabellino. Primo tempo 1-0 in trasferta, gol di Stocco 16-17, pareggio a 18-29 con l'autogol di Scandagliato. 1-1 a fine primo tempo. Il secondo tempo invece vede il 2-1 di Caregnato a 2.50, 3-1 di Stein a 21.04. Bassic chiude i conti a 32.30 per il risultato finale di 4-1. Complimenti al Mirano e grossi applausi al Beniamini del Futsal Trissino, che esce tra gli applausi del Pala Fogazzaro. Bravi ragazzi. Vediamo ora, dopo un po' di riposo e un po' di pensieri, cosa deciderà di fare la società, che in ogni caso si merita questa C1. Vediamo se arriverà tramite il ripescaggio. Mirano che invece entra dalla porta principale, pronte anche le magliette celebrative. Caro Stefano, qualche immagine di repertorio, concludiamo poi la partita e la nostra diretta. Beh, posso dirti, allora, è stata la finale che ci aspettavamo, dai. Come tutte le partite di questo livello, il secondo tempo è chiaro che è stato meno giocato e un po' più confusione, più battaglia, ecco, pura. Bisogna, ripeto, fare i complimenti al Mirano, non c'è purtroppo altro da dire. Questa invece squadra di casa, il nostro Trissino, dovrà riprovarci l'anno prossimo, però è una squadra che insomma merita di stare tra le grandi della regione Veneto, ecco, perché questa sera, a parte, ripeto, alcune situazioni, ha disputato una partita da finale, veramente. Complimenti a tutte le due squadre. Il Mirano in questo momento festeggia un po' di amaro in bocca per il Futsal Trissino. Noi andiamo a concludere quella che è la nostra diretta. Grazie mille per averci seguito, grazie mille per aver deciso di guardare questa partita avvincente, avvicentissima. Il vostro Giulione vi saluta, speriamo che lo spettacolo sia stato degno del futsal che cerchiamo di rappresentare in campo e anche fuori. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima in giro per i campi. Caro Stefano, un saluto, grazie mille e ci vediamo al prossimo giro. Grazie per